Presidente, un tavolo dedicato alla Ferriera, questa volta decisamente concreto, con delle scadenze all'orizzonte. Un tavolo che è stato convocato su richiesta delle organizzazioni sindacali CGIL e CISL e UIL, direi molto operativo. Abbiamo affrontato insieme all'azienda, al sindaco, all'autorità portuale del sistema dell'Alto Adriatico, abbiamo affrontato i diversi temi che toccano la Ferriera. Evidentemente il lavoro, le questioni ambientali, il punto sull'AIA e sull'attuazione dell'accordo di programma, più in generale anche sulla crisi industriale complessa, perché non ci dimentichiamo che la crisi industriale complessa non è soltanto la Ferriera, ma è anche l'insieme di manifestazioni di interesse che possono riguardare gli insediamenti nell'area ex-exit e che hanno alcune caratteristiche ed alcuni vantaggi proprio perché inseriti nell'area di crisi industriale complessa. Alla Ferriera un messaggio chiaro e anche ai lavoratori. Direi proprio di sì. Alla Ferriera abbiamo detto con chiarezza che la diffida rimane in vigore per quanto riguarda la riduzione della produzione fintanto che non sapremo se gli interventi fatti sull'altoforno sono stati effettivamente efficaci a superare i problemi che abbiamo avuto fin qui. Un invito ad intervenire prontamente per quanto riguarda i parchi con le coperture e le filmature, perché comunque quelle sono necessarie a prescindere dalle coperture che sono oggetto di esame e di istruttoria da parte del Ministero dell'Ambiente. Dall'altra alcuni interventi specifici che riguardano l'ampliamento della minatoio, sul quale c'è un'istruttoria in corso che cercheremo di velocizzare anche nell'interesse dei lavoratori, così come ci è stato chiesto dalle organizzazioni sindacali, e dall'altra parte anche alcuni interventi specifici che riguardano un particolare impatto ambientale di un'area nella quale gli interventi dovranno essere degli interventi specifici che l'azienda si deve impegnare a fare insieme al Ministero dell'Ambiente. Più in generale poi gli interventi di risanamento ambientale che sta seguendo il commissario della Ferriera attraverso Invitalia, e anche quelli saranno oggetto a breve di aggiudicazione. Il tavolo si è già riconvocato per la prima metà di dicembre per fare il punto su tutti questi aspetti che oggi abbiamo affrontato e capire se hanno avuto la soluzione che tutti auspicano.